Un'interrogazione parlamentare è stata inviata al Ministro della Salute, onorevole Roberto Speranza, fatta dal deputato agrigentino, l'onorevole Michele Sodano, del Movimento 5 Stelle, e che potrebbe anticipare il commissariamento della sanità nella nostra regione. Tra i punti inseriti nella missiva, quello che le autoambulanze impegnate quotidianamente nel trasferimento di casi positivi al Covid nella struttura di ricovero sono spesso guaste e costrette a fermarsi lungo il percorso e che le stesse sono di numero esiguo e mal equipaggiate e restano in servizio oltre il chilometraggio consentito, e che al momento, considerando l'evento straordinario causato dall'attuale pandemia, esiste una difficoltà seria a gestirlo. I locali del pronto soccorso sono inadeguati, piccoli e malfunzionanti, privi di strutture adeguate. Solo una piccola tenda con 6 sedie che serve a malapena spogliatoio, senza nessuna precauzione, in particolare sui rifiuti speciali. Altro punto riguarda l'ospedale di Ribera, circa il mancato rispetto dei tempi di consegna del presidio ospedaliero della struttura Covid dello stesso ospedale. Diciamo che ci siamo meravigliati quando Musumeci e l'assessore Razza hanno visto che la Sicilia era nella zona arancione, che chiaramente è una zona che ha più restrizioni rispetto alle zone gialle, ma noi non l'avremmo mai voluto, e non è come dice Musumeci che questa è stata una scelta arbitraria di Conte. Sui dati del Comitato Tecnico Scientifico, per le strutture di ricoveri, per i posti letto, la Sicilia purtroppo rischia un crollo totale della sanità. L'ha detto anche il sindaco Orlando di Palermo. Allora qual è la cosa da dire? Innanzitutto è spingere Musumeci e Razza a raddoppiare i posti letti nelle prossime settimane. Noi abbiamo dato 150 milioni come governo per la sanità. Perché ne sono stati spesi solamente 50 milioni? Perché durante il periodo estivo non si è fatto in modo di aumentare le nostre possibilità nella sanità locale. Purtroppo noi in Sicilia siamo più sfortunati rispetto alle altre regioni perché abbiamo avuto anche degli scandali. I responsabili Covid 6 mesi fa sono stati arrestati perché dei soldi che arrivano per il Covid non si sa che fine hanno fatto. Quindi in questo momento però non deve essere uno scontro, in questo momento c'è un dialogo tra Razza e Musumeci, perché non è il momento degli scontri, ma è il momento di mettere la sanità regionale siciliana al passo delle altre. Anche in questo modo potremo evitare che la Sicilia sia in zona arancione, metterla in zona gialla e fare in modo così anche che l'economia ritorni a respirare, perché ricordiamoci che se oggi ci sono delle restrizioni anche per quanto riguarda le nostre imprese è dovuto al fatto che la Sicilia purtroppo per la sanità regionale non permette ai siciliani di essere sicuri, magari come è successo nel Lazio, in Campania o nelle altre regioni. Lei fa parte della Commissione Bilancio della Camera, in tanti pressano, vediamo manifestazioni in piazza per il ristori, siamo di nuovo in lockdown con questa modulistica di colore giallo, rosso e arancione, la Sicilia è arancione. Ecco, che risposte darete in tempi immediati alle persone, a chi in questo momento sta soffrendo non solo di pandemia ma anche economicamente? Ma naturalmente la situazione economica è disastrosa in questo momento perché accompagna quella che è una crisi sanitaria che non potevamo aspettarci. Noi abbiamo già messo in conto un decreto Ristori 1, un decreto Ristori 2 per ampliare le platee di gente che devono beneficiare, e siamo pronti a fare un nuovo scostamento di bilancio per dare, come in Germania, come in Francia, tutti i soldi che servono agli imprenditori per non chiudere ma anzi prepararsi alla ripartenza che sicuramente avverrà. Quindi questo Stato è vicino alle imprese, è vicino ai lavoratori con la cassa integrazione, e tutto quello che c'è da fare noi naturalmente lo facciamo. Naturalmente il consiglio oggi anche per supportare la nostra economia di fare acquisti locali, di cercare anche di andare a comprare tramite le nuove modalità che sono del take away da tutti i ristoratori ad Agrigento, nella nostra provincia, che si stanno adattando con questi nuovi metodi, sperando che nell'arco di un mese riusciamo a rientrare in dei meccanismi più normali. Quindi responsabilità e sicurezza oggi per metterci questa crisi alle spalle.